La 20ª giornata del campionato di promozione Girone B propone a Sant'Eusebio il match tra la capolista Baiardo ed il Moconesi. I neroverdi di Mister Poggi mirano a conquistare i 3 punti in palio auspicando contestualmente un passo falso delle dirette inseguitrici Lerici e Canaletto per incrementare il distacco in classifica. Per il Moconesi, collocato in 8ª posizione, raccogliere i punti in questa difficile trasferta consentirebbe di non perdere terreno rispetto alle compagini che intendono affermarsi in zona playoff. Ritmi alti ma poche azioni significative nel primo quarto di gara. Dal 17° minuto però la situazione cambia radicalmente. Merialdo dal limite impegna severamente l'estremo ospite De Michiel e dal corner che ne scaturisce, battuto da Crosetti, Simonetta insacca di testa portando in vantaggio il Baiardo. Al 24° l'episodio che potrebbe compromettere la gara per gli ospiti. Intervento di mano fuori aria di De Michiel, intenta a disinnescare Belfiore. L'arbitro bello celeste di La Spezia sanziona con il solo cartellino giallo, accendendo le proteste dei neroverdi di casa. La capolista aumenta considerevolmente la pressione offensiva e le azioni che potrebbero portare al raddoppio si susseguono. Prima Angotti al 29° che scalda i guantoni a De Michiel, poi Crosetti 2 minuti più tardi, stoppato in corner da Rolandelli. Dopo un minuto nuovamente Angotti protagonista con questo fendente respinto da De Michiel che Belfiore non riesce a ribadire in rete. Ed infine nuovamente Crosetti che a 10 minuti dal termine tiene alta l'attenzione dell'estremo ospite. Si passa alla ripresa con il Moconesi più vivace ed i padroni di casa intenti a salvaguardare il vantaggio. Gli ospiti al 54° pervengono al pareggio. Corner di Trebini, primo colpo di testa di Rolandelli e definitiva incornata di Dondero che mette alle spalle di Belloro. L'arbitro fischia un istante dopo, ravvedendo l'intervento falloso dello stesso Dondero ai danni di un difensore. Marcatura annullata. Un minuto più tardi è la volta di Bottini per il Moconesi ad impegnare in un intervento di puro istinto l'estremo di casa Belloro. Sul rovesciamento di fronte Belfiore offre su un piatto d'argento ad Angotti l'occasione del raddoppio, ma l'11 di casa calcia debolmente favorendo l'intervento risolutorio di De Michiel. Il Moconesi allenta la pressione ed i padroni di casa riprendono il controllo del match. Il minimo vantaggio non basta tuttavia a Mister Poggi e quindi per accontentarlo Merialdo decide di disegnare una punizione capolavoro che non lascia scampo a De Michiel. Siamo al 77°. Giunti all'80° il capocannoniere della Promo B, Belfiore, decide che è arrivato il momento di mettere il proprio sigillo personale al match. Lancio illuminante di Simonetta per il numero 9 di casa che si invola verso la porta avversaria. Dribbling a far sedere De Michiel e 15ª marcatura ottenuta. La gara di fatto termina qui con il Baiardo sempre più capolista con all'attivo ben 14 vittorie. Buona anche la prestazione del Moconesi che si è presentata a Sant'Eusebio per giocare una gara a viso aperto senza troppi tatticismi.